La vita delle città e dei paesi della Sardegna, di piccole e grandi comunità. La storia, le tradizioni, la cultura, le stagioni dell'anno, le feste del calendario, i riti popolari che fanno parte del loro codice genetico. Piccole e grandi comunità che hanno alle spalle vicende storiche rilevanti come Sardara, nel Campidano di Cagliari, 4.500 abitanti, una consolidata vocazione agricola e la volontà di puntare sulle terme per rafforzare l'apparato economico. È un paese come tanti del Campidano, un paese agricolo soprattutto e pastorale anche, vero? E i nostri padri sono quasi tutti agricoltori, anzi meglio contadini, perché l'agricoltore in capo a Sardara era il conte Orrù, il quale possedeva quasi tutti i terreni di Sardara, i quali sono andati divisi poi quando loro se ne sono andati. Il conte Orrù è uno dei personaggi più prestigiosi della nostra terra, della nostra terra, per dire non solo Sardara, anche dintorni. È stato fatto conte da Carlo Alberto. Sardara punta tantissimo alla valorizzazione delle sue risorse, che sono in primo luogo le terme. Sardara è conosciuta da tempi immemorabili per le terme e pensiamo che da questo settore possa venire un rilancio del turismo assieme alla valorizzazione dei beni culturali. Il nostro museo si afferma sempre più come un interessante museo locale, un piccolo museo locale, ma che nel suo genere diventa molto interessante, insomma. Sardara, già frequentata in epoca preistorica, custodisce monumenti del periodo nuragico e di epoca romana. Nel Medioevo, per la sua posizione strategica al confine tra il Giudicato d'Arborea e il Giudicato di Cagliari, venne protetta con una robusta recinzione di cui rimangono poche tracce. La storia di Sardara, l'età dei nuraghi, gli echi, le testimonianze di una grande civiltà. È un paese che si è fatto notare molto nell'antichità, nell'età nuragica, perché qui abbiamo il famoso tempio di età nuragica di Sant'Anastasia, vero? Il pozzo di età nuragica, che era niente po' di meno che un tempio di tutta la zona, Marmilla e Campidano. Accorrevano tutti quanti qua per pregare, per svolgere quello che era il loro culto per la dea madre, per la dea dell'abbondanza e dell'acqua. I romani sfruttarono razionalmente le terme con l'edificazione di un vasto e articolato complesso architettonico. I Neapoliti, Neapolis è là vicino alla zona del Stagno di Marcedì, la grande città romana, la nuova città Neapolis, no? Come dice il nome. Ecco, i Neapoliti venivano qui alle terme dove c'erano le acque, ecco, venivano qui perché loro, i romani, non conoscevano il mare come zona di sollazzo e di vacanza, però le acque se non c'erano se le inventavano, quindi queste c'erano e ci venivano molto volentieri, e per poter venire avevano fatto una bellissima strada che partiva da Neapolis fino a Santa Maria Acquas, alle terme di Sardara. Le terme per Sardara sono sempre state una risorsa straordinaria. L'area termale ha avuto un ruolo centrale nella vita di questa comunità. Lo stesso giudice d'Arborea, Ugone II, era un ospite fisso per curare la sua grotta. Nella zona delle terme sorge la chiesetta di Santa Maria dei Acquas, chiesetta santuario di forme gotiche. È il cuore del culto in onore della Madonna delle Acque, una storia secolare, storia di fede, di rispetto grande verso la religione. Per sfuggire alle incursioni barbaresche, gli abitanti del vecchio insediamento di Villa Abbas nascondono il simulacro della Vergine. Fu ritrovato e, avendolo ritrovato proprio presso la sorgente termale più calda delle terme, fu chiamata Santa Maria ad Acquas,
mentre, come ho detto, probabilmente prima era chiamata la Madonna del Rimedio, la Madonna delle Grazie o la Madonna del Latte Dolce, tant'è vero che le caratteristiche del simulacro è quella della mamma che allatta il bambino, e questo ci fa pensare ad una devozione che veniva da Costantinopoli, la Galato Trofusa, la nutrice. Subirono questi di Villa Abbas le incursioni barbaresche, soprattutto quelle del 600, quando furono distrutte Terralba, Arcidano, Uras, Babillonis, e Babillonis incominciava a far temere perché è vicino. Gli Abbesi ebbero paura delle incursioni barbaresche, perché sappiamo come andavano a finire: razziavano, prendevano tutto, prendevano anche le donne e i bambini, li portavano ai mercati dell'Africa mediterranea e scapparono, vennero a Sardara, paese più vicino, un paese proprio grandetto, ospitale, ecco. Però prima di andare via misero al sicuro la loro Madonna, la nascosero nei ruderi degli antichi bagni romani, ecco. Murarono il luogo dove nascosero la statua e partirono via. Poi, quando queste incursioni barbaresche cessarono, loro tornavano alle terme, dove era il loro paese. Certo, quelli che tornarono erano i nipoti di quelli che scapparono via, i quali si erano inseriti nel paese di Sardara e erano diventati sardaresi a tutti gli effetti, vero? Ma la nostalgia era tanta, e allora ogni anno andavano alle terme per rinvenire di nuovo la loro Madonna, l'hanno ritrovata, l'hanno rimessa nel posto d'onore nella chiesa, però ancora timidi la portarono per tutto l'anno a Sardara per metterla più al sicuro, poi la riportavano indietro per la festa. La festa di Santa Maria Aquas, festa grande di tutta la diocesi di Ales Terralba, un cammino di fede tra la chiesa parrocchiale dell'Assunta e il santuario di Santa Maria Aquas, un paio di chilometri da coprire per trasferire il simulacro della Vergine da Sacresia Manna alla chiesetta delle Terme. Fatiche di fedeli, fatiche che non si sentono. Poi viene compiuto il tragitto inverso per riportare la Vergine nella chiesa grande che la ospita tutto l'anno. Un mesto pellegrinaggio che si svolge al ritorno in uno scenario crepuscolare, illuminato da luci deboli. La festa di una comunità che coltiva con cura il senso della storia e delle tradizioni. Santa Maria Aquas è la Madonna, è un titolo dato alla Madonna, che non è neanche il titolo originale. Il titolo originale era la Madonna del Latte Dolce. E questo addirittura ha fatto pensare a qualcuno che fosse di origine bizantina, questa anche la statua e la festa. La festa è immemorabile. Per i sardaresi questa festa è stata sempre conosciuta, è sempre celebrata, aspettata, preparata, con tutto il carattere religioso e folcloristico anche, con tutte quelle capacità che ci sono, ecco, di possibilità. E il popolo è sempre intervenuto a questa festa. Gioielleria Musa vi aspetta dal 4 al 23 ottobre con una vendita promozionale su orologeria, argenteria, porcellane e cristalli. Concessionaria delle marche Sector, Swarovski, Nimei e Miluna. Esclusivista dei gioielli del Giubileo. Gioielleria Musa, in via Carlo Felice 266 a San Luri. All'Idea Giardino di Boi e Tuberi a Sardara trovi piante da interno e vasto assortimento di fiori freschi e secchi naturali, oltre a piante da esterno. Progettazione, realizzazione e manutenzione per giardini privati e pubblici e campi sportivi. Irrigazioni di vari tipi con tecnologia all'avanguardia. All'Idea Giardino trovi anche vari prodotti per l'alimentazione dei tuoi animali. Il più bel prato? Solo con Idea Giardino di Boi e Tuberi a Sardara.
Il Comitato Festa di Santa Maria Acquas è attivo da 2 anni circa e per la prima volta si è attivato con interesse per una maggiore divulgazione ad ampio raggio con locandine, manifesti, TV, affinché questa bellissima festa venga conosciuta anche all'estero. Questo è stato possibile con l'utilizzo del mezzo televisivo via satellite per una promozione turistica del territorio. Il presidente, signor Ugo Musa, dà appuntamento al 2000 e ringrazia tutti per la collaborazione, ricordando che è a disposizione per ogni informazione contributi compresi. La tua casa, il luogo dove vivere i tuoi momenti più belli, le tue emozioni più intense, circondata dai tuoi oggetti più cari. Da oltre 20 anni, IBA Arredamenti arreda le case più belle con l'eleganza dello stile, il calore del legno o l'allegria dei colori. E tutto con il gusto di veri professionisti del mobile. IBA Arredamenti, a Sardara e a San Luri. Fotografie della festa in onore di Santa Maria Acquas, la processione che riporta il simulacro a Sardara, il ritorno della Vergine nella sua chiesa, la chiesa dell'Assunta. Questa festa ha richiamato gente un po' da tutte le parti, non solo dei dintorni qui a Sardara, ma della diocesi e di tutta la Sardegna. È una delle feste più conosciute praticamente. Sì. E, bello, a me ha colpito molto, sono da poco qui a Sardara, ha colpito molto anche il raccoglimento, l'ordine che c'è nella processione, sia per l'andata e sia soprattutto per il ritorno. Le emozioni, i sentimenti vivi della festa, la forza di aggrapparsi alle tradizioni più antiche per riaffermare identità e appartenenze, con legittimo orgoglio, senza campanilismi. È un momento molto particolare, molto sentito, specialmente da noi che da tanti anni conosciamo questa festa di Santa Maria Acquas, patrona della diocesi di Arles e Terralba. Non solo Sardara festeggia in questo modo Santa Maria Acquas, ma tutta la diocesi completa partecipa attivamente, specialmente da parte del clero. Cosa significa a Sardara questa festa? Che cosa rappresenta per questa comunità Santa Maria Acquas? Beh, è un motivo di orgoglio principalmente perché i nostri genitori ci hanno sempre portato da ragazzini in questa festa e l'abbiamo sempre sentita nostra in un modo particolare. Noi la sentiamo moltissimo questa festa, ecco. Sardara è la festa grande di Santa Maria Acquas, una festa da preservare, da difendere. I sardaresi esaltano l'aspetto religioso che deve prevalere su tutto il resto. Beh, benvengano i turisti sicuramente, ecco. Però sicuramente c'è proprio quella componente dell'aspetto religioso che è molto molto importante, ecco. Unisce molto in questo momento. La festa è lo specchio di questa comunità del Campidano che si ricollega grazie alla Madonna delle Acque al suo passato. Radici forti, un solido ancoraggio. Il passato può essere una grande potenzialità. Io credo che il nostro passato possa costituire il nostro futuro, nel senso che dalla valorizzazione delle grandi ricchezze che il passato ci ha restituito, oltre al museo abbiamo la
villaggio nuragico di Sant'Anastasia che sta al centro dell'abitato. Abbiamo il castello di Monreale, cominceremo tra poco lo scavo del Borgo, che è unico nel suo genere in Sardegna. In Sardegna non esistono siti medioevali scavati o scavabili, nel senso che ad Alghero, a Bose, così sono state costruite sopra la città. Noi abbiamo questa fortuna di avere il borgo medioevale che può essere recuperato quasi completamente. Ecco, noi pensiamo che da questa ricchezza, questi segni del passato, noi possiamo trovare il modo per ripartire per lo sviluppo di questa nostra comunità. Quanto è importante in Sardegna, anche per un comune come Sardara, conservare queste tradizioni popolari, queste feste religiose? Beh, ritengo che sia importantissimo questo, perché sono le nostre radici, sono il nostro modo di essere, il nostro vivere, la nostra cultura, vorrei dire, e quindi è importantissimo che si continui a perpetuare queste tradizioni, come abbiamo conosciuto dai nostri genitori, fra l'altro, come abbiamo conosciuto dai nostri nonni. Qui si veniva fino agli anni 50 ancora con le traccas che attualmente vediamo sopravvivere solamente alla sfilata di Sant'Efisio, ma questa era la tradizione. Adesso ci sono le macchine, ci sono i mezzi, veniamo con questi, ma la tradizione era quell'altra e sarebbe stato bello conservarla un pochino anche sotto quel profilo, ecco. Ancora storia, memorie di un comune che ha sempre fondato il suo sviluppo sulla coltivazione della terra. Vecchie case in pietra, altre in mattoni e fango. Sardara ha un bel centro storico su cui vigila la chiesa parrocchiale dell'Assunta, realizzata in stile romanico-gotico tra il XIV e il XVI secolo. Poi la bella chiesa di San Gregorio, una delle chiese minori trecentesche sarde più interessanti per l'originalità delle forme, caso esemplare di transizione dal romanico al gotico. Si pensa al turismo con tutte queste preziose risorse. Abbiamo 400 posti letto, sono ancora pochi, possiamo fare di più e pensiamo che altri imprenditori possano realizzare nuovi posti letto, nuove strutture ricettive. Però se pensiamo che in provincia di Oristano ci sono in tutta la provincia poco più di 1000 posti letto, la nostra parte la facciamo anche in questo settore. Altri monumenti di un paese che offre molte opportunità al visitatore curioso. Ecco il tempio nuragico a Pozzo di Sant'Anastasia, situato presso una sorgente di acque curative. Ricerche e scavi hanno portato alla luce un rilevante materiale votivo conservato nel Museo Archeologico di Cagliari. Altro simbolo del territorio è il Castello di Monreale, una delle piazze forti del giudicato di Arborea, a presidio della strada di comunicazione tra Cagliari e Oristano. Nel 1323 vi soggiornò la sposa dell'infante Don Alfonso d'Aragona, mentre questi assediava Cagliari. Nel 1409 ospitò il Visconte di Narbona e Brancaleone Doria dopo la sconfitta di San Luri. Il castello venne definitivamente occupato nel 1478 dalle truppe aragonesi. La storia di una comunità, la storia che diventa elemento di forza, motivo di orgoglio, un modo per affrontare con maggiore ottimismo le insidie del futuro. Sardara è la sua festa, la festa di Santa Maria Acquas, tra echi musicali.
e fuochi. Festa di una diocesi che si riunisce, che raccoglie le forze, un'occasione di riflessione, di confronto tra liturgia e momenti profani. Belle cartoline da Sardara, Campidano di Cagliari. Le speranze del turismo che verrà, concrete speranze legate alle belle risorse del territorio, chiese, monumenti, arte, cultura, storia e tradizioni che resistono.